esprimere e realizzare le proprie idee. L'artigiano riesce a esprimere, se ha passione, riesce a esprimere e realizzare le proprie idee. E dopo ho mia moglie, insomma, figlie, che è la versione principale, per fortuna, se no, come gli artigiani, se non sono matti, non li vogliamo. Ciao, sono Mauro Silvestrin, sono un artigiano edile di pitture edili e cartongesso, opero nel settore del Coneglianese e anche mi sposto nelle zone Treviso, nel Veneto. Niente vieta che molte volte i miei clienti mi chiamino per fare dei lavori in Germania, Austria e varie parti. Cartongesso per me è una forma d'arte di realizzare le idee del cliente e formarle dal niente, creare un'opera. Un artigiano è quello. Quando inizi a fare un lavoro d'artigianato, che qualsiasi che sia, ti innamori del lavoro. Quando entri le giornate passano, inizi alle 7 di mattina e guardi sono già le 17 di sera, non te ne accorgi. Quando lo fai con passione, qualsiasi lavoro che ci metti le mani ti riempie la giornata. È più la difficoltà della burocrazia, ma il lavoro in se stesso è qualcosa che ti crea e ti dà soddisfazione. La soddisfazione di dare un'opera compiuta al cliente. Quando dopo giorni e giorni di lavoro, anche incazzature, però alla fine vedi il cliente che è soddisfatto, che è contento dell'opera che gli dai, trovi in te un professionista. Non è il classico, ormai non siamo più i classici artigiani, un pennello facciamo, no, devi dargli qualcosa di più. L'artigiano ti dà quel qualcosa di più. Il cliente ti affida la casa e tu gli realizzi l'opera, che è soddisfazione. Quando vedi un cliente e dice sono contento e non sta a guardare il conto perché guarda l'opera finita, è una soddisfazione che non ha pari. CNA sono arrivato per caso, ero stufo di essere dipendente e io facevo tutto un altro lavoro. Ero sul settore macchine, riparazione auto, ero stufo di lavorare per gli altri, volevo fare qualcosa, creare qualcosa, anche altri lavori, ma quando hai voglia di creare qualcosa, ho cercato e per caso mio fratello faceva questo mestiere, mi ha detto vieni con me e per caso ho trovato la CNA tramite un mio amico, mi dice guarda sono bravi, proviamo, sono andato su, ho trovato persone competenti e che tuttora mi seguono. E pian pianino sono innamorato del sistema CNA. Sono entrato nel direttivo e adesso sono per secondo mandato presidente del CNA Conegliano, che mi dà un valore aggiunto. Mi fa vedere l'artigiano non come un artigiano di una volta, ma come un professionista. E la CNA ci riesce a farci crescere, noi artigiani, non essere il classico, come dicevo prima, il pittore, no, ti dà qualcosa in più. Non faccio solo l'artigiano 8 ore, 10 ore al giorno, ho anche altre passioni, come penso tutti più o meno. La mia passione principale sono le macchine d'epoca, parecchi anni che ho una macchina d'epoca e con cui mi diverto, vado in giro con la moglie, è una soddisfazione che anche essere artigiano a volte puoi ricavarti fuori quelle 2 ore da completare la persona che sei, perché non basta sempre lavorare, hai soddisfazione, però devi colmare con una passione, è l'auto d'epoca e da pochi anni mi sono ripreso la moto dopo 22 anni per la felicità di mia moglie, però vabbè, ci sta. Magari c'è a casa il marito e allora si decide che tinta fare, come fare la nicchia, perché e allora si discute, si parla, sì, un po' più chiaro, questo è perfetto, bene, vado via e il giorno dopo torno lì, chissà perché la moglie lo ha convinto e ora ho imparato che la prima cosa che dico al cliente una volta scegli, decidi con la moglie questa sera, perché molte volte arrivo la mattina rido come un matto perché ha cambiato idea, ma non lui, la moglie.